Organizzazione Produttori Ortofrutticoli Veneto. Porta in tavola la salute. Renato, oggi quale prodotto portiamo in tavola? Oggi facciamo i cetrioli. È caldo e qual è un prodotto più rinfrescante del cetriolo? Quindi andiamo con il cetriolo. Tu, Laura, sceglimi i cetrioli più diritti che puoi, più turgidi. Allora direi che questo potrebbe andare. Benissimo, scegliene 2 o 3 che li mettiamo qua. Poi vediamo anche questo. Io intanto comincio a pelarli. Tiriamo via il picciolo. Vedi, questi cetrioli sono stati raccolti con il picciolo, il che significa che dura di più. Poi dal picciolo puoi vedere qual è stato il momento di raccolta. Da quanto il picciolo è secco o ancora turgido, capisci quanto tempo ha il cetriolo. Ed è importante, sai, la freschezza per il cetriolo, sì, perché un cetriolo vecchio ha quel gusto amarotico, che non è buono, mentre questo lo si vede dal picciolo, è un cetriolo ancora fresco e lo senti anche dalla turgidezza. Il cetriolo lo andremo a pelare. Gli tiriamo via la buccia, perché la buccia tutto sommato può essere indigesta ad alcuni. Allora, non sapendo che commensali avremo noi, tanto per non sbagliare, tiriamo via la buccia. Cerchiamo però di tirarla via sottilmente, che sia soltanto la buccia. Ci deve rimanere un po' di verde ancora attaccato, perché il sottobuccia è la parte più nutriente, è quella che maggiormente contiene i nostri sali minerali e le vitamine. Ne facciamo anche un altro, va? Vedi, qua c'è ancora addirittura, qua si vede, questo è il residuo del fiore che era attaccato al cetriolo. È freschissimo, quindi qua dovremo avere un buon cetriolo. Ma sai, se pensi a un aggettivo da dare alle verdure, pensi senz'altro al fresco, le verdure fresche. E quindi è importante che le verdure siano fresche. Se poi le verdure che andiamo a comprare sono vicine al luogo di produzione, siamo sicuri che c'è un'ulteriore garanzia di freschezza. Una volta pelato il cetriolo, lo tagliamo a metà. Ok, nel senso della lunghezza. Nel senso della lunghezza. Vediamo che dentro ci sono un sacco di semi. Dentro ci sono tutti quanti i semi che noi andremo a togliere. Basta un cucchiaino. Vedi? Ah, vengono via. Si gratta e facilmente vengono via tutti i semi assieme al tessuto placentare, che è quello che è attorno ai semi. E ti resta un incavo che noi poi andremo a riempire. Svuotati i nostri cetrioli, adesso li andremo a riempire con questa salsina che abbiamo preparato facendo frullare assieme della maionese, del tonno, ma di quello più economico che puoi trovare al supermercato, tanto qua non serve cosa molto buona, 2 o 3 cetriolini, 2 o 3 capperi, e nel caso specifico per fare qua con i cetrioli io ci ho aggiunto anche un po' di senape. Frullato il tutto, con questo composto basta riempire, che è una cosa molto semplice. L'incavo dove prima c'erano i semi, ora ci mettiamo questa salsina. Sì. Nessun buco deve esserci, quel che è stato tolto deve essere riempito. Adesso andremo ad arricchire il nostro cetriolo con la salsina con una acciughina. Questo è un po' corto, ce ne mettiamo un altro pezzettino di qua. Ecco, e il piatto è pronto. Dopodiché il cetriolo si prende in mano, così, e lo si mangia. Così. E io la seguo, Renato. Buon appetito amici, grazie Renato, a presto. Organizzazione Produttori Ortofrutticoli Veneto. Porta in tavola la salute.